però a livello di leggibilità non è proprio il massimo. Quindi potrei dire che voglio formalizzare e quindi dico interface item e gli dico name string da 1.0 da cancellare, no? Sì, io ce l'ho. Noi ci abbiamo la 1.0 e la 1.4. Allora, no, la serie 1.0 te la dà la versione, ma è installata sull'1.4 dove sul disco è C Microsoft SDK e c'è TypeScript, cancella la cartella. se no lo facciamo al volo così che può prendere anche il command e sta dentro quello che scaricano, tutti invece usare solo TSC punto, se è il percorso a... Sì, si vede il percorso tutto completo, sì, relativo dove te l'hai installato no. Sì, alla fine esce questo. mi date l'ok quando ci siete? Dov'è? Ora, cosa è successo qua? Una cosa interessante, ho formalizzato la struttura dell'oggetto della classe, adesso classe non è una parola giusta, diciamo, ho formalizzato la struttura dell'array, quindi è un array di item, item è fatto a name, che è una stringa, e p che è un number. Se guardiamo il JavaScript generato, non è cambiato niente, perché su JavaScript informazioni di tipo non ci servono. Paradossalmente fare questo lavoro qua, quindi tipizzare tutto a livello di TypeScript, è un grosso regalo alla macchina virtuale JavaScript. La macchina virtuale JavaScript, quando si trova un array, cerca di capire che tipo di informazione all'interno dell'array